Okay? Dice così la parola di Dio. Udite un'altra parabola. C'era un padrone di casa il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Poi l'affittò a dei vignaioli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaioli per riceverne i frutti. Ma i vignaioli presero i servi e ne picchiarono uno e ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Alla fine mandò loro suo figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i vignaioli, veduto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Ed essi risposero: li farà perire malamente quei malvagi e affitterà la vigna ad altri vignaioli, i quali li renderanno i frutti a suo tempo. Preghiamo che il Signore possa parlarci, chiudiamo i nostri occhi. Signore, in questo momento noi ti chiediamo che tu possa prendere il controllo, Signore, della tua Chiesa e che tu possa amministrare questo tempo, Signore, nella tua presenza. Non è il predicatore che bisogna ascoltare, non è un fratello, è la tua parola, Signore, e ti prego di interpretarla, aiutarmi, Signore, ad interpretarla alla necessità della tua Chiesa. Che lo Spirito Santo sia libero, Signore, di agire e di visitare, Signore, quelle anime che hanno bisogno di una parola da parte tua. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Se tu vai nei 2 capitoli precedenti, Gesù stava tornando da una città che si chiamava Gerico. Gerico è stata una città dove Gesù ha ottenuto delle grandi vittorie evangelistiche, no? Appena mi viene in mente Gerico, mi viene in mente per esempio Zaccheo che era un pubblicano, una persona molto peccaminosa, no? Addirittura la parola di Dio ci dice che era un capo dei pubblicani, quindi era al di sopra di una montagna di peccato, ma appena lui ha visto Gesù, il suo cuore si è aperto e lui ha offerto la sua vita a Gesù e subito dopo lui ha detto: guarda Signore, se io ho frodato delle persone, io restituisco 4 volte tanto e voglio che la tua salvezza entri nella mia casa. E subito Gesù ha risposto, perché lui ha veramente offerto la sua vita al Signore. Ha detto: io voglio entrare nella tua casa, no? Tenete bene a mente questa frase che Zaccheo ha detto. E subito dopo, mentre stavo uscendo da Gerico, addirittura 2 ciechi hanno gridato: figlio di Davide, guariscici, no? E questa dichiarazione, figlio di Davide, era una dichiarazione molto forte. Loro significava che riconoscevano che Gesù era il re che Israele stava aspettando. Ma mentre Gesù usciva da Gerico, pochi chilometri da dove era Gerusalemme, entrava nella città, quella che noi chiamiamo la città eterna, la città santa, no? Lì il clima spirituale era completamente diverso. Lui doveva entrare nel Tempio e lui è entrato nel Tempio dove c'erano chiaramente i religiosi di quel tempo, che erano i capi, no? Quelli che avevano in mano la situazione spirituale del popolo di Israele. E lui la prima cosa che ha fatto quando Gesù è entrato nel Tempio, non so se vi ricordate, la prima cosa che ha notato quando è entrato nel grande portico di Salomone, lui ha visto delle persone, dei venditori che vendevano colombe, capre, pecore, e lui si è arrabbiato. Vi ricordate di questo episodio quando Gesù ha cominciato a rovesciare i tavoli, no? Perché ha detto: questa è una casa di preghiera e voi ne fate una casa di mercato, no? E subito i capi dei farisei,
i capi dei farisei hanno criticato l'autorità di Gesù, hanno detto: ma tu chi sei tu che fai queste cose? Con quale autorità tu fai questo? Perché tu fai questo? Ma chi ti manda qui? No? Siamo noi i capi, ok? E Gesù in questo capitolo 20, capitolo 21, predica 3 parabole durissime all'indirizzo dei religiosi di quel tempo. La prima è quella dei 2 figli. Vi ricordate la parabola dei 2 figli, quando dice che c'erano 2 figli, no? Che Dio gli disse, il padre gli disse: vai a lavorare nei miei campi. Uno disse sì, ma non andò. L'altro disse no, ma poi andò, perché la sua coscienza dentro stava veramente agitandosi. No? Poi c'è stata la parabola delle nozze, questo lo trovi nel capitolo 22, no? Dove il re fa l'invito ai suoi cortigiani, ma nessuno risponde, ok? E c'è questa parabola qua che abbiamo noi letto stamattina. Analizzeremo questa. 3 parabole durissime nei confronti dei religiosi di quel tempo. Io proprio stamattina stavo ragionando, no? Che cosa vuol dire essere religiosi. Essenzialmente, quando nella nostra testa pensiamo alla parola religioso, ci vengono in mente le cattedrali, ci vengono in mente le statue, le candele, i santi e l'inginocchiarsi davanti a delle reliquie, no? Sai che non è niente di tutto questo. Il Signore mi ha parlato in un modo, mi ha detto: Sandro, sai cosa vuol dire essere religioso? Sostanzialmente è sapere che Dio esiste, ma essenzialmente mantenere il controllo della propria vita. Gente, ve lo ripeto, sapere che Dio esiste, ma essenzialmente mantenere il controllo della propria vita. Questo è religiosità. Poi sai, tutti i riti che ci sono all'interno del nostro cuore, gli idoli esistono lo stesso, i riti esistono lo stesso, le candele esistono lo stesso. C'è chi mette il proprio idoletto là su in alto. La mia famiglia è intoccabile, no? La propria famiglia non è al di sopra di Dio, la propria chiesa non è al di sopra di Dio, la propria macchina non è al di sopra di Dio, il proprio lavoro non è al di sopra di Dio, la mia vita non è al di sopra di Dio, perché colui che è al di sopra di tutto è Dio stesso. E questa vigna rappresenta, cari fratelli miei, la nostra vita di cui un giorno il Signore ci chiederà conto. Un giorno noi andremo faccia a faccia col Signore Gesù, arriveremo davanti al trono della grazia, arriveremo davanti a quello che la parola di Dio chiama il grande giudizio del trono bianco. Tu sai che si trova in Apocalisse qui, no? E dove il Signore aprirà i libri, no? Che c'è scritto che ci saranno 2 tipi di libri: il libro della vita, dove ci sono scritti i nomi di quelli che sono salvati, e il libro delle opere degli uomini, e in base a quelle opere gli uomini saranno giudicati dal Signore, e in quei libri ci saranno scritte tutte le parole, tutte le azioni, tutto quello che noi abbiamo fatto durante la nostra vita, e gli uomini saranno giudicati in base a quello. Ah, Signore, ma io sono scritto nel libro della vita? Sì, ma c'è scritto anche che ci sono credenti, purtroppo, che sono carnali, che non hanno ancora offerto la propria vita al Signore, che stanno vivendo una religiosità finta, un'ipocrisia di vita, e purtroppo le chiese ne sono piene. Tu che sei qua per la prima volta stamattina, ti faccio una parentesi: non cercare nella Chiesa Battista chi ti salva, perché chi ti salva non è né il pastore, non è la Chiesa di Treviso, non è nessuno di noi. Quello che salva si chiama Gesù di Nazaret. È solo Lui che ha dato la sua vita per te, è solo Lui il Santo, quello completamente consacrato al Signore, che un giorno è stato crocifisso sul Calvario per me e per te, e che è l'unico che può darti la vita eterna e scrivere il tuo nome sul libro della vita. Lui è l'unico. E purtroppo, cari fratelli, la Bibbia è piena di esempi. A volte io penso, ma che tipo di Bibbia noi stiamo leggendo? No? Perché noi ci stupiamo nelle nostre chiese quando succedono i guai, no? I disastri, i partiti politici, e i litigi, e i pettegolezzi. E noi diciamo: oddio, cosa sta succedendo? E io dico: ma hai letto la Bibbia? Cosa succedeva nelle chiese primitive? La chiesa di Corinto, tu dici: Signore, litigi tra fratelli, partiti politici, adulteri.
Questa era la Chiesa di Dio agli inizi, eppure Paolo Apostolo scrive una lettera a questa Chiesa e la indirizza dicendo: ai cari fratelli che sono in Corinto. Questo significa che Dio ama il peccato? No. Questo significa che Dio ama il peccatore e detesta il peccato. Questo è quello che il Signore vuole dirci attraverso la sua parola. Ma torniamo a noi. La vigna è la nostra vita. Un giorno Dio ci ha donato questa splendida esperienza che si chiama vita terrena. Un giorno noi siamo nati, abbiamo avuto una famiglia, un padre e una madre che si sono presi cura di noi, abbiamo avuto una casa, abbiamo avuto delle esperienze nella nostra vita e oggi noi siamo qua per testimoniare che Dio ha preso cura di noi durante tutta una vita intera. Io stamattina proprio ragionavo, dicevo: Signore, mi sono sposato ieri, mi sono passati 21 anni, ho detto: mamma mia, mi sono distratto un attimo e sono passati 21 anni, ma una cosa che vi posso assicurare, fratelli, è che in questi 21 anni, anzi negli altri 30 anni prima, perché ne ho 51, vi ho svelato la mia età, ok? Il Signore si è preso cura di me. Il Signore mi ha donato questa vigna di cui io mi devo assolutamente prendere cura. Il Signore mi ha detto: questa è la tua vigna. E questa parabola inizia, fratelli miei, con una cosa molto bella. Guarda, rileggi insieme a me il versetto 33, dice: udite un'altra parabola. C'era un padrone di casa, il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e costruì una torre. Poi l'affittò a dei vignaioli e se ne andò in viaggio. Guarda come Dio ha preso cura della tua vita. Allora Dio ha visto un giorno, come descrive Davide, vallo a leggere questa sera, il Salmo 139, quando Davide dice: Signore, tu hai visto la massa informe nel mio corpo quando io ero ancora nel grembo di mia madre, no? Allora ti do una brutta e una bella notizia allo stesso tempo. Come tu sei, le tue caratteristiche psicologiche, le tue caratteristiche fisiche, le tue caratteristiche relazionali, chi le ha volute così? È stato il Signore. Noi passiamo maggior parte della nostra vita a cercare, a volere di essere qualcun altro, e il Signore ti sta dicendo questa mattina: tu sei un'opera meravigliosa del Signore e io amo te per quello che tu sei e non per quello che tu vorresti essere. Tu sei così perché io ti ho voluto così, tu sei così perché io ti amo così e perché io ho un piano nella tua vita. Ma c'è una cosa interessante che dice qua, che dice che è stato il padrone di casa che vi piantò la sua vigna. Allora, giunge una conclusione: a chi appartiene la tua vigna? A chi appartiene la tua vita? Lui fa una doppia dichiarazione di proprietà. Lui pianta la sua vigna e lui dice che è il padrone di casa. Perciò a chi appartiene la tua vita? Ora ti faccio un'altra domanda che ti darà un po' fastidio. Tu puoi fare quello che vuoi della tua vita. Tu puoi fare della tua famiglia quello che vuoi. Tu puoi fare della tua moglie quello che vuoi, del tuo marito quello che vuoi, del tuo lavoro quello che vuoi, dei tuoi soldi quello che vuoi, dei tuoi figli quello che vuoi. Tu puoi fare questo? Tu non puoi fare niente di tutto questo. Devi soltanto riconoscere che il padrone ha voluto la tua vita esattamente così come è. E ti spetta a lui per primo essere l'amministratore di tutto quello che tu hai nella tua vita. E lui dice che a un certo punto ha piantato la sua vigna, e piantare le vigne in Israele, fratelli, non era facile. Voi sapete che c'era un terreno roccioso, no? Il padrone ha dovuto scavare nel terreno, togliere sassi, ferirsi le mani e piantare dei piccoli, perché quando si piantano le vigne sono dei piccoli viticci, no? Molto delicati. È la coltivazione più fragile che esista sulla terra, è quella che richiede più cura. Ma non dice soltanto questo, dice che a un certo punto lui gli ha fatto una siepe attorno, no? Una siepe attorno, sapete perché? Perché in Israele c'erano tanti animali selvatici che passavano per i campi dove venivano piantati le vigne, e voi potete immaginare, potevano essere calpestati immediatamente ancora prima di portare frutto e di essere maturi. Ma lui dice che ha fatto una siepe, e generalmente le siepi erano spinose, attraverso cui lui proteggeva la sua vigna. Sai una cosa? Guarda bene indietro nella tua
nella tua vita. E guarda bene se il Signore attorno alla tua vita non ha costruito una vigna di siepi spinose per proteggerti e farti arrivare fino a qua stamattina. Negli ultimi tempi, una cosa divertente nella vita di mio figlio, no? Gli sono capitate 3-4 cose e io ho un messaggio sul mio cellulare che mi ha scritto: papà, se non fosse per il Signore io sarei già morto. Un giorno stava pedalando con una bicicletta su una strada piena di camion, gli è partito un pedale, no? Gli si è svitato completamente un pedale, dietro di lui c'era un camion, ok? Ha detto: papà, io non so come ho fatto a rimanere dritto e il camion mi ha passato di fianco perché io rischiavo veramente di essere tirato sotto. Sapete chi è che fa questo? È il Signore. C'è scritto nella sua parola, Ebrei capitolo 1, che gli angeli sono spiriti amministratori che Dio manda a proteggere e a servire quelli che saranno salvati. Quindi anche quelli che sono qua stamattina e che ancora non conoscono personalmente il Signore, ti posso dire una cosa: gli angeli di Dio sono attorno a te perché il Signore vuole che tu sia salvato e tu giunga giusto al giorno della salvezza, quando Lui dirà: ah, adesso sì, ho protetto la mia vigna. È biblico, fratelli. Dio mette un muro, una siepe di protezione attorno a noi per farci arrivare al punto in cui noi riconosceremo Lui come personale Signore e Salvatore e dire: adesso mio figlio, apri gli occhi spirituali e vedi com'è la vigna, com'è la vita che io ho preparato per te. E poi dice anche che ha messo una torre e un serbatoio, no? Perché Lui vuole prendere questi frutti, spremerli e finalmente avere il vino, no? Che porta la gioia. Allora questo rappresenta due cose. Primo, la torre è una sentinella di vedetta, no? Generalmente c'erano delle torri in Israele che proteggevano i campi, no? Che erano alte fino a 25 metri. Dio veglia su di te da un'alta montagna e sa ogni cosa che ti capita nella tua vita. Ah, Signore, cosa mi è capitato? Tu non sai, ma perché non sei qua? Perché? Io so. Lui sta vegliando dall'alta torre. E sai una cosa, tutto quello che a noi succede è permesso da Dio, se non voluto da Dio. A volte Dio vuole, a volte Dio mette e a volte Dio permette. A volte Dio mette, a volte Dio permette. Perché Mosè è dovuto arrivare davanti al Mar Rosso? Un mare chiuso, no? Dietro il faraone, a destra roccia, a sinistra roccia, davanti il Mar Rosso chiuso. Signore, mi hai portato tu qua. Perché? Perché io voglio che tu metti il tuo bastone dentro e tu apra le acque, perché tu hai autorità di farlo. E è interessante che Dio in quel tempo lì gli ha detto: Mosè, ma perché stai gridando? Perché stai gridando a me? Usa il tuo bastone. A volte Dio ci mette nelle situazioni che non hanno via d'uscita per farci capire che noi abbiamo l'autorità di dire: no, questo non lo voglio nella mia vita. La mia vita è santa e offerta al Signore. E questa vigna appartiene al Signore perché Lui vuole i frutti dalla mia vita, vuole i frutti dalla tua vita. E Lui aspetta che a un certo punto noi portiamo questi frutti in questo, come si chiama? Aiutami, Roberto. Questo tino, no? Dove si pigia l'uva, perché Dio vuole gioire insieme a noi della nostra vita, perché il nostro carattere porta frutto nel momento in cui noi assomigliamo ogni giorno di più a Cristo. Sei d'accordo con me? Dice che noi siamo il buon profumo di Cristo, ma quando il profumo puzza un po', Dio non gioisce tanto, ma Lui aspetta questi frutti da noi. Lui arriva in quel momento. La vigna l'ha lasciata a dei vignaioli. Siamo noi i vignaioli. Lui arriva e dice: io voglio frutto alla tua vita. Io voglio che tu mi dia quello che io mi aspetto che tu faccia e sia diventato, perché io ti ho curato, ti ho protetto fino ad oggi. Io voglio frutto da te. Voglio una vita cambiata, trasformata. Questi vignaioli gli dicono:
No, la vigna è mia, la vita è mia. Ma figlio, guarda, hai avuto un problema matrimoniale fino ad oggi, hai litigato con tua moglie fino ad oggi, hai litigato con tuo marito fino ad oggi, hai avuto un problema con i tuoi figli fino ad oggi, li hai gestiti male, hai gestito i tuoi soldi male, hai gestito un sacco di robe male. Dammi la mia vigna affinché io possa fargli portare frutto. No, la vigna è mia. Ed è interessante che Gesù, il Signore, manda dei servi per avvisarli, no? Nella storia di Israele, i servi sono i profeti, per esempio, che tutte le volte che andavano a parlare con Israele prendevano delle bastonate, venivano buttati nelle cisterne piene di fango. Ti ricordi della vita di Geremia? Geremia che va da Israele, Israele cambia strada, perché stai facendo delle cose terribili davanti a Dio. Sapete cosa hanno fatto? L'hanno legato con un ceppo di legno, buttato in una cisterna piena di fango e gli hanno detto resta lì. E vi ricordate di Giovanni Battista, che è andato a denunciare i peccati di Erode. Erode, tu non puoi tenere tua sorella come tua moglie, non puoi avere rapporti con lei perché stai scandalizzando il popolo. Cosa hanno fatto? E i pastori quando predicano e ti dicono la verità come sta. E i padri quando predicano ai figli gli dicono come stanno la verità. Sapete cosa succede? Se non riescono a tagliargli la testa, veramente gliela tagliano qua dentro nella capoccia. Tutte le volte che qualcuno ti dice la verità della tua vita, lui diventa il bersaglio. La verità, fratelli, non è una cosa simpatica a volte. E questi servi che sono stati inviati da questi affittuari, no? Ti faccio una parentesi, è una cosa che dice sempre un mio amico a me, mi piace un sacco. Sapete che noi siamo in affitto qua sulla terra? Siamo in affitto, il nostro corpo è in affitto, la nostra casa è in affitto, i nostri figli sono in affitto. Prima o poi il Signore dice, ok, sei arrivato a Rogito, adesso comodato d'uso, bravo, sì, mi piace. Comodato d'uso, perciò devi essere comodo fino a un certo punto, ma a un certo punto il Signore ti richiederà. E questi servi non solo dicono no, la vita è mia, no, dicono la vigna è mia. E sai cosa fanno con i servi? Cominciano a batterli. Posso dirvi una cosa? Io non volevo dirlo all'inizio del culto, ma ve la voglio dire, non solo da parte mia, ma anche da parte del pastore Caio, sono sicuro che sarà d'accordo con me. State vicini ai vostri pastori. Per favore. Perché io so che tutte le volte che io predico queste cose, dico la verità. Sapete cosa succede nel mondo spirituale? Che, il diavolo ce l'ha con me, perché io predico qua davanti, ma non perché sono più forte, più bravo, più furbo, no. Al contrario, perché sono più debole. Perché io dico sempre che qua davanti ci vanno sempre gli elementi peggiori. Sempre i peggiori. Dio prende sempre i peggiori per dire la verità. Dio ha preso Paolo, che era un assassino, un bestemmiatore, per dire la verità e ha convertito un sacco di persone. Io sono il peggiore, fratelli. Ma vi posso dire una cosa, che avete un peggiore che vi dirà sempre quello che c'è scritto qua dentro. E quindi vi posso assicurare che quando io avrò finito questa predica, il Signore mi aiuterà, ma io ho bisogno delle preghiere della Chiesa per essere protetto. Perché se non è così, fratelli, a volte noi soffriamo le 3 S. Sapete che i portatori della verità soffrono 3 S particolari. Tu che stai portando gli studi biblici, tu che stai amministrando la parola di Dio con qualcun altro, 3 S, che sono il must del ministero, sono solitudine, sofferenza e silenzio. A volte è questo che noi dobbiamo vivere. A volte è questo che devono soffrire i servi di Dio quando predicano la parola di Dio. State vicini ai vostri pastori, state vicini ai vostri leader di gruppo che vi portano la parola di Dio. Pregate per loro, incoraggiateli, perché questo succede solo a quello che ti dice la verità nella parola di Dio. E questi vignaioli non solo
hanno rifiutato, ma hanno scorticato, hanno ammazzato, hanno lapidato, hanno buttato fuori dalla vigna coloro che erano venuti a dare un messaggio. E li hanno buttati fuori come della merce scaduta, li hanno buttati fuori come delle cose impure, perché sapete che nella legge mosaica era previsto che venivano buttati fuori dalla città i bestemmiatori, quelli che avevano peccato e che non avevano più possibilità di essere redenti, e quindi come delle cose impure. E alla fine il padrone della vigna, che è Dio stesso, ha fatto un ragionamento. Ha detto, ok, visto che i miei servi vengono rifiutati, allora io mando il mio figlio. Lui manda suo figlio e proprio per quello i vignaioli fanno un ragionamento. Questo è suo figlio, lui vuole la vigna, lui è l'erede. Sapete cosa facciamo? Lo uccidiamo. L'hanno portato fuori dalla città e lo hanno ucciso, come noi sappiamo bene che è successo. Vi voglio dire una cosa. Se tu rifiuti la predica del pastore stamattina, questa che io ti sto portando, tu non rifiuti il pastore Sandro, tu rifiuti Cristo. Ok? Tu rifiuti Cristo. Mi dispiace dirtelo così, è duro. Ma non perché io sono Cristo, perché la parola di Dio è questa. Tante volte profeti hanno detto, ok, ma perché ce l'avete con me? La responsabilità è sua, è del Signore. Voi ve la prendete con me, ma io non ho niente a che fare. Se non dico quello che mi ha detto di dire il Signore, io non dormo stanotte. E quindi ricordati una cosa, se tu rifiuti Cristo, se tu rifiuti la parola di Dio, tu rifiuti Cristo. Non so se è capitato anche nella tua vita. Quando io, e a volte è successo, nel corso della mia storia spirituale, perché non sempre noi siamo predisposti a cambiare la nostra vita in base a quello che Dio ci dice, vero? Perché altrimenti saremmo una chiesa perfetta. A volte ci cominciamo a muovere sulle seggiole, no? È interessante quando tu stai da questa parte. Tu cominci che quando cominci a premere un pochino, no? Spiritualmente, tu cominci a vedere. Perché Dio fa pressione su di noi delle volte. Noi dice la parola di Dio che siamo come l'argilla, no? E le mani di Dio a volte premono su carne viva. E quindi quando noi rifiutiamo che Dio prema in quella parte della nostra vita, noi rifiutiamo Cristo. Ti è mai capitato che quando tu esci da un culto e tu hai ascoltato la parola di Dio e tu in qualche modo hai resistito alla parola di Dio, la tua vita comincia a peggiorare? Ti è mai capitato? Solo a me? Sai perché? Perché hai lasciato Cristo fuori dalla porta. Ti ricordi quel testo di Apocalisse capitolo 3 versetto 20 dove dice, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce, apra la porta, io entrerò, cenerò con lui e saremo insieme. Questa rappresenta la Chiesa degli ultimi tempi, fratelli. Sapete che le 7 lettere dell'Apocalisse sono le chiese cronologiche fino all'ultima chiesa che è la Chiesa nostra oggi, ok? E per la prima volta il Signore dice, se qualcuno ode la mia voce, cosa vuol dire? Lui non sta parlando alla Chiesa, sta parlando agli individui personalmente. Dice, se qualcuno ode la mia voce. Vi voglio chiedere una cosa, c'è qualcuno che sta udendo la voce di Dio stamattina? Che sta dicendo, Signore, tu oggi sei venuto qua, stai chiedendo conto della mia vigna, stai chiedendo conto della mia vita, voglio sì che tu entri. Signore, troppe cose da mettere a posto. È interessante che il Signore fa così, no? Bussa. Non sfonda la porta, ti lascia libero di decidere. Il Signore è delicato, è gentiluomo. Il Signore ha dato la sua vita per te, ha dato il massimo per te, ma Lui non sfonderà mai la porta del tuo cuore. E Lui è arrivato lì, ha detto,
Io chiedo i frutti che mi spettano, la vigna è mia, la tua vita è mia. Ma loro lo hanno crocifisso. Quando noi rifiutiamo Cristo, noi lo crocifiggiamo di nuovo. E che responsabilità che abbiamo quando crocifiggiamo Cristo di nuovo. Fratelli, state pensando a quello che vi dico. Il Signore ha parlato con me prima di questo. È un messaggio forte, duro, per la mia vita. Ho dovuto consegnare delle cose al Signore questa settimana. Ho detto, Signore, non voglio più questa cosa qua. La vigna è tua. La vita è tua. Cambiami. Prima che il Signore parli con voi in questa chiesa, il Signore parla con me a casa. E quante bastonate. Fratelli, vi posso assicurare, quante bastonate che prendo. Il destino della vigna. Ultimo punto. Versetto 40 dice, quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Essi gli risposero, guardate, loro risposero con la loro stessa bocca. Li farà perire malamente, quei malvagi, e affitterà la vigna ad altri vignaioli, i quali gli renderanno i frutti a suo tempo. Se Dio, tu non gli permetti di usare la tua vita, la tua vigna, come Lui vuole, Dio farà così, si ritirerà da te e dirà, ok, userò qualcun altro. Se c'è una cosa che Dio ama, fratelli, è far partecipare i propri figli alla propria opera, in tutto, per tutto, in tutte le parti del mondo. Dio ama fare questo, come io sono padre e amo quando gioco, quando i miei figli partecipano alla mia vita, io amo questo. Ma noi tante volte glielo impediamo, il Signore. Diciamo no, fuori di qua. Ok, io userò qualcun altro. Ed è interessante quando Dio tornerà, noi non potremo vestirci più con foglie di fico. Adamo ed Eva lo hanno fatto, ti ricordi? Appena hanno peccato hanno detto, la vigna è mia, la vita è mia. Subito dopo hanno avuto paura, tristezza, il primo litigio tra marito e moglie, vi ricordate? E foglie di fico coperti, no? Ma noi possiamo andare nelle nostre chiese con le foglie di fico, no? Alziamo le mani, cantiamo, facciamo tutto quello che un credente fa, ma la nostra vigna non appartiene al Signore. Lo possiamo fare, ma Dio vede nel profondo. Fratelli, Dio vede tutto. Dio vede tutto. Allora ti chiedo, il tuo frutto sta arrivando, perché il Signore aspetta. Presto, io penso, questa è una mia opinione personale, non è biblica, ve lo dico prima che succeda che qualcuno dica, ah, ma il pastore Sandro ha detto che. Io credo che questa generazione vedrà il ritorno di Cristo. I segni sono così chiari. Negli Stati Uniti hanno già cominciato a impiantare microchip, Spagna è uguale, Brasile è uguale. In Italia stanno già parlando di impiantare microchip, il ritorno di Cristo è imminente. Il governo mondiale è imminente. Allora, quando Lui tornerà, fratelli, e ci chiederà conto della nostra vigna, dei frutti della nostra vigna, cosa gli offriremo? Non è una cosa che tu devi rispondere a me, è una cosa che tu devi rispondere a Lui personalmente. Io a volte, fratelli, mi vergogno, dico, Signore, quanto di più io avrei potuto fare per la tua opera? Quanto di più? Quanto potrei essere diverso da come sono? Perché parliamoci chiaro, fratelli, ed è una risposta molto sincera che la Chiesa di Dio deve dare al Signore, non a me. La Chiesa moderna sta influenzando la società di fuori. C'è qualcosa che non funziona. Noi non stiamo permettendo a Cristo di venire a riprendere i frutti che Lui aspettava dalla sua vigna. Sta parlando il Signore. Chiudi i tuoi occhi. E invito
invito già un chitarrista, per favore, che mi faccia un po' di sottofondo. E invito già i fratelli di lasciare e di permettere al Signore in questo momento di passare in rivista le aree della nostra vita. Area della famiglia, marito, moglie, l'area dei figli, l'area del lavoro, l'area del rapporto con i soldi, nella propria scuola, con i propri colleghi di lavoro, ma principalmente con Dio stesso. Il Signore è qua che sta dicendo: figlio mio, io ho piantato la tua vigna e ti sto chiedendo frutti. Forse abbiamo sbagliato fino ad oggi. Forse non ho portato frutti come tu volevi, Signore, ma oggi è un'occasione. È un'occasione per lasciarti la mia vita nelle tue mani, Signore. Trasformala, cambiala, Signore. Aiutami a portare quel frutto che tu aspetti, Signore, da me. Un carattere, Signore, che assomiglia a quello di Cristo. È possibile. Perché il Signore Gesù ha detto che chi si ravvede riceve il sigillo dello Spirito Santo. È la vita di Cristo in noi. E noi abbiamo possibilità sì di assomigliare a Lui. Ma se tu sei qua stamattina e stai dicendo: ma io non conosco questo Signore, non ho lo Spirito Santo, allora il Signore in questo momento ti sta dicendo: io voglio entrare nella tua vigna, voglio sigillarti con lo Spirito Santo, voglio che tu sperimenti quella pace che non hai mai sperimentato fino ad oggi, e voglio che la tua vita porti quel frutto. Ed è possibile, fratelli, è possibile portare frutto, perché Gesù è il Signore. Gesù ha vinto su tutte le difficoltà di questa vita. Se tu hai sentito che il Signore ti stava parlando questa mattina, io voglio che, se tu te la senti, di alzare la tua mano e di riabbassarla subito dopo, perché io voglio pregare per te. Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, nel nome di Gesù. Se tu stai dicendo: Signore, non ti conosco, ma voglio che tu entri nella mia vigna e che tu mi faccia portare frutto, il Signore è qua. Alza la tua mano, perché io voglio pregare per te. C'è qualcun altro? Dio ti benedica là dietro. Amen. Amen. Alziamoci tutti in piedi. Invito il gruppo di lode qua davanti. E mentre noi cantiamo questo inno di lode al Signore, tu che hai sentito che la tua vita ha bisogno di una trasformazione in qualsiasi modo, io ti chiedo che mentre cantiamo tu possa venire qua davanti. Noi pregheremo insieme per noi. Non è il pastore che prega per te, ma noi pregheremo insieme. È diversa la cosa, no? E in modo che il Signore possa sigillare questo momento con la tua decisione, e in modo che la tua vita da oggi cominci un percorso diverso. Io sono sicuro che se tu fai così, Dio ti benedirà tanto, i frutti arriveranno e il Signore sorriderà insieme a te. Amen? Cantiamo l'ultimo inno che abbiamo cantato insieme. Tu che hai alzato la tua mano, vieni, preghiamo insieme. Mentre i fratelli cantano, io ti chiedo di cominciare chiudendo gli occhi, analizzare la tua vita e dire: Signore, questo non è sotto il tuo controllo, questo non è sotto il tuo controllo, ma oggi decido che lo sia. Ok? Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore. Signore,
tracce alla vite, mi collego a te, io voglio fruttificare. Tu sei il tralcio del Signore, legato a Lui tu porterai frutto. Parlami, oh Spirito, usa